Oggi inauguriamo il primo ufficio che nel corso dei prossimi mesi verrà affiancato da subito da ulteriori 6 nel territorio del Veneto per arrivare entro il 2023 a 31. Ed è Castelfranco Veneto il primo ente nella regione a inaugurare un ufficio di prossimità, un nuovo sportello che facilita i cittadini nell'accesso al sistema giudiziario, servizi di informazione, orientamento e consulenza. Un nuovo servizio per dare risposte ai cittadini, finanziato dalla Regione del Veneto. Non serve andare a Treviso fisicamente se c'è da nominare un amministratore di sostegno piuttosto che un giudice tutelare. Ci sono alcuni aspetti di informazione che metteremo a disposizione per far capire ai cittadini dove si può aver bisogno della giustizia, per esempio senza aver l'avvocato, quali sono i loro diritti. Un percorso della regione di affiancamento e supporto agli uffici giudiziari che parte da lontano. Un lavoro che ha visto la credibilità di una regione come la nostra nei confronti del Ministero della Giustizia. Noi abbiamo voluto rispondere anche a quel depauperamento che c'è stato inevitabilmente con la chiusura dei nostri tribunali e che ha suscitato grande clamore e giusta riprovazione da parte dei cittadini. Ecco, non è questo un ristoro del danno, ma certamente dire noi abbiamo l'attenzione ancora molto alta.